Luca, capitolo 17, leggeremo dal verso 11 fino al verso 19. Luca, capitolo 17, dal verso 11 fino al verso 19. Gloria a Dio. Se l'avete trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola del Signore. Amen. Dio sia lodato. Amen. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce, dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. È un episodio riguarda la guarigione di 10 lebbrosi, che un po' ci parla di gratitudine. È qualcosa che è lontano dall'uomo, essere grato. È difficile trovare persone veramente grate, che comprendono il bene che gli è stato fatto. L'uomo per natura è fatto così, vuole prendere e poi è un miracolo di guarigione che ci parla anche della nostra salvezza. La lebbra viene accostata al peccato. Nella parola di Dio la lebbra è figura del peccato. La lebbra è una malattia che corrode la carne, vero? A poco corrode, distrugge, fa morire. E così è il peccato. A poco distrugge la vita dell'uomo. Anche noi, come quei 10 lebbrosi, eravamo lontani da Gesù. Chi era lebbroso all'epoca doveva per forza stare lontano da tutti. Aveva dei segni addosso negli abiti per avvertire che si stavano avvicinando, quindi gli altri che sapevano si allontanavano. C'era paura. Prendo un po' l'idea come adesso, questa pandemia del coronavirus, stiamo tutti attenti. Gloria al Signore. Ma quegli uomini, quei 10 lebbrosi, sapevano che c'era qualcuno che poteva fare qualcosa per loro, qualcosa che speravano. Sicuramente speravano che la loro condizione cambiasse. E approfittano del momento. C'era Gesù in quei luoghi. Gesù che andava a piedi a percorrere tutta la Palestina e ovunque andava, anche fino ai confini, anche oltre a volte, operava e trovava sempre un bisogno. C'è sempre un bisogno. E credo che anche questa sera ci sia un bisogno particolare. Alleluia, Dio sa ogni cosa. Io non posso sapere i vostri bisogni, ma so che Dio conosce il tuo bisogno.
Alleluia. Questo episodio ci parla anche non solo della gratitudine, ma anche di due aspetti della fede. Se notate, questi uomini, stando lontano, alzano la voce verso Gesù, vogliono attirare l'attenzione di Gesù, chiedono aiuto a Gesù, gridandogli: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Questa frase, questa richiesta dice tutto, vero? Dice: guariscici, dice: aiutaci, mostra anche una fede. Chiedono, ma hanno anche fede di ricevere quello che chiedono. E difatti dimostrano la loro fede quando Gesù non è che si avvicina, li tocca, li guarisce, ma gli dice così: andate a mostrarvi al sacerdote. Questa richiesta da parte di Gesù mostra anche una richiesta da parte di Gesù di vedere fede, perché non vengono guariti immediatamente. Dice Gesù: andate a mostrarvi al sacerdote. Durante il tragitto vengono guariti. Amen? Hanno avuto fede, sono stati ubbidienti, sono stati guariti. E questo è un aspetto della fede. Credere. Credere senza vedere. Ora la fede è certezza, vero? Di cose che non si vedono, dimostrazioni di realtà che non si vedono ma che si sperano. Ecco, la loro fede di ricevere guarigione è stata regnata. Sono stati guariti tutti e 10. Però leggiamo nella parola di Dio che uno di loro, 1 su 10, vedendosi guarito, non se la sente più di allontanarsi ancora, di andare chissà dove voleva, ma sente il bisogno di ritornare indietro per ringraziare il Signore. E ritorna indietro. Quando vede Gesù gli si prostra in piedi. Alleluia. Non sapeva come ringraziare il Signore, era lì. E Gesù dice: ma i 10 non sono stati tutti purificati, tutti guariti? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero? Sapete che i samaritani erano nemici degli ebrei? Sempre stati nemici, no? Sempre in guerra. Questo era un samaritano. Eppure ha ritenuto giusto tornare indietro per ringraziare il Signore, per dare gloria a Dio. E gli altri 9 probabilmente erano ebrei, parte del popolo di Dio, no? Tra virgolette. E gli altri, chi li ha visti più? Quell'uomo ha ricevuto qualcosa di speciale, però, che gli altri 9 non hanno ricevuto. Non so se siete d'accordo. Tutte e 10 hanno ricevuto guarigione nel fisico, ma c'è un'altra guarigione che è più importante, è quella dell'anima, corrosa, danneggiata dal peccato. Ecco che la decisione di quell'uomo lo ha portato poi a manifestare un altro aspetto della sua fede. Non si è fermata a ricevere solamente quello che ha chiesto, ma è andata oltre. Lo ha portato lì ai piedi del Signore. E cosa gli dice il Signore? Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Gesù sta parlando di salvezza a quell'uomo.
insieme alla salvezza nel fisico, ha ricevuto una ulteriore salvezza, che è la salvezza più importante. Amen. A me va, la tua fede ti ha salvato. Gloria al Signore. Non so in chi vi identificate voi, ma io voglio identificarmi con quel samaritano. Alleluia, ho ricevuto dal Signore guarigione nel mio corpo. Sapete la mia testimonianza? Chi non lo sa, ve lo racconto di nuovo. Da bambino il Signore mi ha guarito, ha toccato il mio cuore che era ammalato. Non posso dimenticare, da bambino, da fanciullo, circa 7-8 anni, come il Signore ha toccato il mio cuore. Come da 130 battiti al minuto ho sentito rallentare il mio cuore al tocco di quel fratello che pregava per me. E rispondendo ad un appello, andai avanti a 7 anni, spinto da mia mamma. Vai che Gesù ti guarisce. Una sera in chiesa c'era un missionario dell'Africa, gloria a Dio, c'era un traduttore che lo traduceva. Mi sembrava così grande sto fratello, io ero bambino, non lo posso dimenticare. La terra mi chiese cosa vuoi dal Signore? E io ho detto, i miei battiti sono agitati, ho il cuore che galoppa. Mise la mano sul mio cuore, lui iniziò a pregare, ma io già sentii che i miei battiti del cuore stavano rallentandosi. È un qualcosa che vivi, non puoi dimenticare, è qualcosa realmente accaduto. Il Signore aveva già operato, ha guarito il mio cuore, ha toccato il mio cuore. Ma gloria a Dio, e l'ha toccato non solo da un punto di vista fisico, mi ha guarito. Tanto è vero che poi, andando al controllo del medico, il medico guardava la macchina, montava la dieta, ricordo, mi ha fatto diversi esami. Signora, non c'è niente, la pampola è perfetta. Mi hanno solo detto gloria a Dio. Io mi ricordo da fanciullo, ho sentito anch'io il bisogno di dire grazie a Gesù. Per quello che è importante, che voglio trasmettervi è questo: si riceve dal Signore, sì. Amen, abbiamo tutti ricevuto dal Signore. Amen. Ma vogliamo tornare ai piedi del Signore e dire grazie a Gesù. Amen. Se siamo qui è perché sentiamo il bisogno di dire grazie Gesù. Forse non sei stato guarito nel fisico, non hai avuto bisogno di una guarigione fisica, ma sicuramente se sei qui hai avuto bisogno di una guarigione spirituale. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Sapete quante volte sono in preghiera e dico solo grazie Gesù. Non mi sento neanche di dire cosa ho bisogno, dico solo grazie Gesù. Rifletto e dico sono ai tuoi piedi, grazie Gesù. È un miracolo. Amen? Amen. Vi racconto una piccola esperienza fatta ieri. Ho scritto una breve storia della chiesa di Pieve di Cadore. Fratello Specchi sta, per chi lo conosce, per chi non lo conosce, vabbè, un caro fratello che ha fatto tanto per l'opera del Signore qui nel Veneto, sta scrivendo un libro proprio sulla storia delle chiese nate sotto la chiesa di Padova e di Vicenza. Ci ha chiesto appunto di scrivere dei cenni storici, e ripercorrendo un po' tanti ricordi ho riflettuto e ho detto: Signore, grazie ancora una volta. Ma fratello, ti ripeti? Non posso smettere di dire grazie al Signore. Amen. Ai primi tempi, quando io sono stato chiamato al ministero, ero così gioioso, contento, riflettendo, lo sono ancora oggi. Non posso essere da meno. Io so quello che si è fatto per me. Amen. E pensavo 18 anni
questa strada da Vittorio Veneto a Pieve di Cadore. Una fila lunghissima, a volte quando finisce il culto, voi non sapete, l'Odissea. Non voglio vantarmi, perdonatemi, voglio solamente trasmettervi qualcosa, quello che si fa. Lo si fa solo per dire grazie Signore. Non c'è nessuno che con sole a piede. Ecco, Dio. Dio. Ero giovane, quindi ancora oggi sono giovane. Gloria a Dio. Alleluia. Voi non sapete la gioia che ho. È una piccola comunità, 2 anni. Se la sentiresti, mi è stato proposto. La prima volta sono entrato qui, mi sono innamorato di questo luogo. Io e mia moglie siamo innamorati. Abbiamo detto grazie Signore. Che onore. Ma come? Un locale, un'anima, 2. Che onore, un onore. Anche fare tanta strada e portare un piccolo pensiero. È un onore. Gloria a Dio. Siamo riconoscenti al Signore, vogliamo dire grazie Gesù. Quando penso a quello che il Signore ha fatto per me, ora non è che mi limito a ricordare solo quel miracolo a 7 anni ricevuto da piccolo, guarigione fisica. C'è un altro miracolo che si è fatto nella mia vita, molto, ma molto più importante. Mi ha tratto fuori dal peccato. Mi ha proprio tirato fuori dal peccato. Io stavo per morire fisicamente, no, spiritualmente. Ero quasi morto. Essendomi allontanato dalle vie del Signore da giovane. Ma quante preghiere per me. Sapete, mia mamma pregava sempre per me. La Chiesa pregava sempre per me. Finché un giorno le catene si sono spezzate. E ho capito, mi sono visto così sporco davanti al Signore, ero un lebbroso. Mi sono visto lebbroso. Signore, abbi pietà di me. E un istante, al Signore è bastato un istante per entrare nella mia vita, per pulire tutta la spazzatura che c'era dentro di me. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Alleluia. Non dimenticare quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Alleluia. Gloria al Signore. La Chiesa sia fatta da credenti riconoscenti. Amen. Non da frequentatori sporadici o domenicali, ma anime sincere che dicono grazie Gesù. Alleluia. Da quando entrano alla porta in chiesa, grazie Gesù. Mi è piaciuta la sorella Gina, il culto inizia da quando parto per andare in chiesa. Grazie Gesù. Alleluia. E quando sei in chiesa, continua a dire grazie Gesù. Alleluia. Ogni volta il Signore avrà qualcosa per te. Amen. Grazie Gesù. Non smettere mai di dire grazie al Signore. Alleluia. E so una cosa, che quando il Signore inizia un'opera, la lascia a metà. No! La porta a finire, completa. E voglio dire, Signore, completami ancora. C'è tanto da fare, non sono perfetto. Ho solo ricevuto misericordia da parte del Signore, non sono speciale. Alleluia, quanto è buono il Signore. Amen. Vogliamo dire grazie Gesù per tutto quello che hai fatto nella mia vita. Non smetterò mai di dire grazie Gesù. Ci sia sempre riconoscenza nella mia vita. Amen. Se c'è riconoscenza, il servizio non pesa. Guardate che molti hanno tentato di scoraggiarmi. Ma chi te lo fa fare? Non c'è nessuno lì che può andare a piede di Cadore.
che sono stato chiamato là. E so che il Signore sempre ci ha benedetto. Amen. Se ci sarà qualcun altro, gloria a Dio per benedetto. Mica siamo legati all'apostolo, non possiamo fare. Siamo uomini e siamo di passaggio. Gloria a Dio. Non so una cosa. E se siamo riconoscenti al Signore, se lavoriamo fedelmente per Lui, non dobbiamo fare cose più grandi di noi. Quello che possiamo fare, siamo chiamati a fare. Un giorno il Signore ci dirà: bene hai fatto di noi, fedele e figlio. Hai fatto bene. Sei stato fedele in poca cosa? Ecco per te il regno del Padre mio. Entra benedetto dal Padre mio. Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Vorrei ancora dire tante altre cose. So che il Signore ci ha parlato, vero? Devo dire, Signore, tienimi stretto a te. So che passano gli anni, È facile spegnersi, state attenti a quello che vi dico. È facile spegnersi. Durante la mia vita, anche del servizio, del ministero, ho visto molti venire meno, spegnersi. Alleluia. Dobbiamo dire: Signore, non permettere mai che io mi spenga. Amen. Alleluia. Tieni vivo in me quel fuoco che è acceso. Quello che posso fare è mettere legna, vero? Ma tu soffia con il vento dello Spirito Santo. Ravviva il fuoco che è dentro di me, Signore. E io ti sarò grato per tutta la vita. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.